Alternativa nazionale sarda, appunto, nazionale riferita alla nostra identità economica in primis, ma anche alla nostra identità culturale. Dobbiamo dire no ad una attività politica quindi italiana, perché l'attività politica italiana portata avanti dai partiti italiani è una politica che va in contrasto con quelli che sono gli interessi della nazione sarda. Non è da oggi, cioè a me quando parlo di questi argomenti, che non è la prima volta, mi ricorda, sembra che siamo sempre nel periodo dei Savoia, del periodo di Bugino, del periodo del Marchese di Rivarolo, che intendeva fare iniezioni di italianità, sia a livello culturale che a livello economico, non solo, anche dal punto di vista dell'architettura, no? Aveva pensato di buttar giù i nostri fabbricati perché non rispondevano all'architettura italiana, a quella piemontese dell'epoca, a quella dei Savoia. E allora noi dobbiamo dire no alla politica italiana, perché è in contrasto appunto con la nostra, e quindi no alla servitù. Le servitù non sono solo quelle militari, le servitù sono anche quelle delle pale eoliche, le servitù sono delle industrie fallimentari, le servitù sono tutte quelle che non permettono all'economia sarda di essere fiorente. Noi abbiamo il 90% dei prodotti che proviene da fuori. Le nostre imprese, le nostre attività economiche dovrebbero produrre tutto l'anno per soddisfare anche le esigenze del turismo che abbiamo nel periodo estivo. 3-4 milioni di turisti. Invece diamo loro da mangiare prodotti che arrivano da fuori, da altre aziende, non dalle nostre, perché ci vuole una programmazione economica sarda, non italiana. Io dico no alla omologazione e dobbiamo dire no alla omologazione, perché così bello, le identità, il mondo, la cultura diverse, le economie diverse, che è quello che vuole l'essere umano. Dico sì alla globalizzazione, ma globalizzazione come la intendo io e come dovrebbe essere intesa, cioè il contributo di tutti, il contributo dei popoli, il contributo delle nazioni che da protagoniste, quindi in maniera attiva, partecipano a migliorare questo mondo, partecipano allo sviluppo economico del proprio territorio e quindi del pianeta, del globo. E noi siamo nel globo. La Sardegna è nel globo e deve partecipare, deve avere questa possibilità. Invece, che succede? Ce lo dobbiamo dire, perché l'alternativa nazionale sarda, la politica sarda, serve per contrastare la politica italiana, che non sta facendo altro che pensate, a me viene in mente gli indennizi. Proprio ieri mi pare che leggessi, questi giorni c'è una protesta dei pescatori, gli indennizi, cioè gli indennizi per i pescatori, anziché far lavorare questi pescatori, farli pescare, perché le risorse noi le dobbiamo sfruttare, non dobbiamo essere un popolo di demosciati, non dobbiamo essere un popolo di miseri di abilità, perché così ci stanno trattando. Vi diamo dei danari e vi tappate la bocca. Vi diamo dei danari e non esercitate alcuna attività. Questo per i pescatori, ma vale anche le pale eoliche, dicevo prima. Chi è che non ricorda il caso di quel signore di Decimo Puzzu che ha venduto la sua azienda, l'ha data in affitto per far mettere le pale eoliche? È la regione complice.
Allora questa non è la nostra politica. Noi dobbiamo portare avanti una politica alternativa, nazionale, sarda, e dobbiamo unirci. Ma cosa ci vuole? Ma perché dobbiamo pensare di essere più belli degli altri? O gli altri devono pensare di essere più belli di noi? Uniamoci, la pensiamo allo stesso modo, abbiamo più volte avuto la possibilità di confrontarci. Dobbiamo dire solo no ai partiti italiani, perché loro ci mettono lo specchietto per le allodole, o meglio, le poltrone, e allora i più deboli ci cascano e si siedono in quelle poltrone, ma non cambia, non possono fare nulla, possono solo rinnovare se stessi. Ma se noi vogliamo rinnovare la nostra Sardegna, se noi vogliamo un'economia fiorente, perché questo è quello che conta, l'economia. Allora perché l'economia dà lavoro, perché l'economia dice al mondo anche i sardi ci sono. Noi dobbiamo confrontarci con gli altri, con la nostra identità culturale, con la nostra identità economica. Non omologarci, non assorbire, dobbiamo svolgere un ruolo attivo in questo pianeta. Grazie.